Quasi tutti i nostri candidati sono candidati indipendenti. Vedete, vorrei anche spiegare e fare un breve ragionamento partendo proprio da questo, da questa scelta che può sembrare anche strana, anche originale nelle sue ragioni. Il punto è che è una scelta che nasce proprio da quelle che sono le caratteristiche di questa competizione. È una competizione elettorale non solo massacrante per i candidati, ma anche difficilissima per i partiti, perché unisce due cose: le preferenze, e chiunque ha avuto esperienze politiche, Roberto ne ha tanta, sa cosa significa trasformare il consenso nel fatto che delle persone scrivono il tuo nome in una scheda. Se voi unite questo al fatto che questo consenso va raccolto in circoscrizioni che mettono insieme 4 nel nostro caso, ma in altri casi 7, 8, 9 regioni, circoscrizioni da 17-18 milioni di abitanti addirittura, vi rendete conto come davvero è un'elezione massacrante sia per i partiti che per i candidati. Questa è la ragione per cui tutti i partiti, tutti, in occasione delle elezioni europee fanno una scelta, quella di cercare di individuare i cosiddetti grandi portatori di clientele, di voto, di consenso diffuso. Ecco, noi che siamo sempre stati e vogliamo continuare a essere un partito che anche nel modo di fare politica interpreta un senso di diversità, anche un modello diverso rispetto a quegli aspetti, a quelle tradizioni della politica italiana che forse un po' hanno stancato, mostrano un fiato corto dopo tanti anni. Noi abbiamo voluto fare un'esperienza completamente diversa. Abbiamo detto: i grandi portatori di clientele alla fine sono soprattutto portatori di piccoli interessi particolari. Le clientele possono essere anche grandi, ma gli interessi sono piccini, e mandare in Europa, dove si giocheranno nei prossimi anni partite decisive per il nostro Paese, chi arriva lì già condizionato dai suoi più o meno piccoli, ma comunque particolari, localistici, interessi clientelari, non è una buona scelta. Iscrizione, e questo così voglio dirlo come elemento di speranza e di fiducia in una circoscrizione che tutti i dati in questo momento ci dicono che sarà una dove l'Italia dei Valori raggiungerà i massimi risultati a livello nazionale. Si parla anche di risultati a 2 cifre, stiamo con i piedi per terra.